Amiche e amici, buongiorno e ben ritrovati in questa puntata di ore 13 particolare, una puntata che dedichiamo al santo di oggi, al San Valentino, e nella quale insomma cercheremo di affrontare con sorriso e simpatia quella che è una giornata che per una parte di italiani è una giornata importante, una ricorrenza a cui tengono in maniera particolare, e per un'altra, se non ci fosse, sarebbero solo che contenti. E da qui il gioco di parole che abbiamo utilizzato nel titolo di oggi: San Valentì, no o sì? Allora, questa è la domanda che inizialmente voglio subito porre a voi che siete a casa. 0422 162 6798, e insomma ditemi che cosa ne pensate. E per così fare questa chiacchierata in maniera assolutamente fattiva, abbiamo deciso di coinvolgere tre persone, due che si conoscono ritengo abbastanza bene perché sono sposati da più di 51 anni e sono Vincenzo e Carla. Buongiorno e benvenuti. Buongiorno. Grazie per aver aderito al nostro invito. Grazie, e per essere qui con noi oggi. Grazie a voi. E poi invece abbiamo Cristiano Penna, buongiorno a tutti, che invece è single e mi dicono i ben informati, sei verso il record dei 17 anni felicemente single. Felicemente single. Allora direi che i due mondi, Valentino o sì, insomma, sono assolutamente ben rappresentati oggi qui in studio ore 13, e sono convinto insomma, che sarà una puntata simpatica anche per sdrammatizzare un po' quelle che sono le tendenze del momento. Allora io direi, se mi permetti, partiamo da chi è sposato da 51 anni, e la prima domanda che vi faccio è: come vi siete conosciuti? Allora, ci siamo conosciuti, eravamo vicinissimi di casa e quindi ogni volta che uscivamo di casa ci si vedeva l'uno e l'altro, mattina, sera, mezzogiorno, subito da 15 anni in poi. E dopo, da lì, con la televisione che è uscita dopo qualche anno, vieni a vedere la televisione, sì. E quindi la televisione fu uguale a 8. La televisione ci ha legato un po', perché l'unico posto dove si poteva andare fuori di casa era il punto della televisione, lui era attaccato proprio. Ma che programma guardavate? Lascia Rodobbia. I primi momenti. Anni fa. Quindi insomma quello che Mai Buongiorno è stato testimone della vostra unione. Sì. Vero, sì, proprio così. Era un punto di ritrovo perché non c'era più di tanto altro, quindi si andava là, si stava là a vedere il programma, si era con la sala piena, ma naturalmente i primi anni sono stati un po' difficili, i primi mesi, ma poi ha cominciato a venire in casa e... Insomma, ha avuto il permesso? Sì. All'epoca, cioè, riuscire ad accedere alla casa della propria amata, quanto era difficile da 1-10? Era difficile perché non volevi più venire via da là. Sembra impossibile, ma sei giovane, è questo il punto più principale. Ma la prima volta com'è stato? Cioè il primo accesso in casa della Carla com'è stato? Ha dovuto chiedere, c'è stata un po' di una transazione con i genitori? Con i genitori suoi mi varrea così e così, insomma. Il papà soprattutto era un po' geloso. Una sera che si era insieme fuori, sento sua mamma che mi dice: "Ah, ragazzino, te mia 20 anni e così, insomma, dopo una roba tira l'altra, mi sono andato a lavorare tanto presto, se si vede anche poco dopo ciapa a naia, te va via sotto a naia. E le là che le un po' distacca, anche c'è stata anche la prova del 9 del distacco. Sì. Cristiano, allora, tu 17 anni single, immagino che la cosa non corrisponda a non aver avuto delle partner. Assolutamente no. Io ho avuto due storie importanti, una ero molto giovane e un'altra un po' più maturo, diciamo, che è finita appunto 17 anni fa. E poi lì cosa è successo? E poi niente, praticamente avevo visitato Ibiza e Formentera 20 anni fa e da lì avevo pensato: chissà, un giorno magari. Quel magari è diventato 17 appunto anni fa. Quindi insomma, ti sei innamorato alla fine di Formentera e Ibiza del Baleari? Sì, io lavoro a Formentera d'estate da 17 anni e niente, amo quest'isola, vado là appunto da 17 anni, faccio la stagione per 5 mesi all'anno e sto da Dio, sto benissimo, è la mia vita, è la mia seconda casa.
Posso chiedere una cosa Assolutamente sì. a Cristiano? Cosa ti ha deluso delle donne che non hai più avuto modo di scegliere? Allora, partiamo dal presupposto che non mi ha deluso, nel senso che io credo, tra virgolette, nell'amore, quindi secondo me se non c'è una chimica perfetta e un ingranaggio perfetto, non credo nel stare insieme per forza. Io ho raggiunto questo mio equilibrio da solo, appunto, da 17 anni e faccio fatica a smussare qualsiasi angolo e a togliermi degli spazi che non trovo positivi. Nel senso che sto bene con una ragazza, ci vado fuori 1, 2, 3 giorni, mesi, mi è capitato, e poi cominciano i problemi da un singolo, appunto, da 17 anni che non ha voglia di sentirsi dire no, non puoi farlo, sì, oggi puoi farlo. Carla, che consigli darebbe Cristiano? No, che stia pure da sola. Bene, vedo che stiamo partendo assolutamente bene. Adesso vorrei una mano dalla regia perché vi volevo mostrare una foto importante e sicuramente i nostri ospiti ci possono dare una mano per risalire a quello che è il momento in cui è stata fatta. Forse c'è qualche problema di connessione, no? Eccola qui, vediamo questa foto, mettiamola in onda se ce la facciamo. Eccola là. Chi sono questi due signori? Questi due giovanotti? Fantastici. Bravi ci stati a pescarla. Allora, questi sono Vincenzo e Carla il giorno del matrimonio. Ferma là, Carla. Vincenzo, quando era il giorno del matrimonio? No? 24 aprile, Del? 52 anni fa. Oh, va bene. Quindi nel 66. 66. Com'è stato quel giorno? Mi ero contentissimo perché sono cavato a casa che si era in 12 fratelli e era una roba tremenda a casa. E ora mi pare il megadito una volta. Ti devo lavorare, ti capisci che ti voglio, mi te tengo solo che mangiare, arrangiati sempre, da quando, perché con te sposa per me non ti capi niente. Guarda di arrangiarti, e così ho fatto. E così ha fatto. Ho sempre fatto così. E siete arrivati qua. Allora, vediamo qui c'è il telefono. Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno a lei e a tutti. Buongiorno, lei chi parla? Piero da Zero, pronto? Eccoci. Lei oggi festeggia San Valentino? Sì, no? No, con ragione, con i miei anni, con i 90-80. Con ragione, non era San Valentino per i innamorati, era San Valentino per il mal caduto, per le felicia. Aspetti che non abbiamo capito. Non c'era San Valentino, ma c'era? C'era San Valentino non per gli innamorati, per quelli malati di felicia, di mal caduto. Sì, sì. Ah, ecco, questo io non lo sapevo. San Valentino è protettore di quelli che hanno il mal caduto, le felicia. Posso confermare perché io avevo un fratello. Abbiamo capito, la ringraziamo per la sua precisazione. Ora voglio fare commentare, va bene, arrivederci. Si è arrabbiato. Vabbè. Allora, grazie per aver chiamato. Diceva Posso Carla. confermare quello che ha detto il signore perché io avevo un fratello che aveva appunto questi attacchi di epilessia e la mamma lo ha votato a San Valentino. Siamo andati col cavallo di suo papà a Giavera, in 5-6 noi fratellini, la mamma e il papà, e siamo andati appunto nella chiesa dove festeggiano San Valentino per esaudire al voto che avevamo che mio fratello è stato bene. Ecco, quindi insomma è anche andata bene. Questo Cristiano, forse dopo hanno cambiato Dopo non importa. l'idea della festività da accoppiarla ai fidanzati. Penso che sia lo stesso santo. sì, il santo è lo stesso, avevo anche trovato delle informazioni sul perché lui, e comunque vi dico anche questa cosa, che per esempio in Arabia Saudita non si può festeggiare, cioè non è che non lo festeggiare, è vietato perché è considerato una tradizione consumistica americana, quindi c'è il divieto. Io penso che tu l'hai festeggiato nei momenti in cui eri ben accompagnato. Sì, l'ho festeggiato. In che maniera? Mi ricordo tipo delle cene su ristoranti, da 17 anni appunto non lo festeggio, quindi la memoria tende un po' a affievolirsi. Niente. Ma e voi invece vi è capitato, lo fate, lo festeggiate? Stasera avete qualcosa in programma? No, stasera no, ma
l'abbiamo festeggiato anni addietro, e poi a me piace molto stare in casa, avere qualche amico, i figli o qualcuno, ma insomma basta, alle volte basta anche un disegno di un cuore, una frase bella, un bel abbraccio, e si può festeggiare anche in casa. Allora, io vi dico questa cosa, adesso ve la faccio vedere, è stata fatta la top 10, a proposito di mangiare, dei migliori panini per San Valentino. Allora, vi devo dire che al primo posto c'è questo Pork and Love, porco ovviamente in termini di maiale, gioca di sinestesia coinvolgendo tutti i sensi con un panino bacon caramellato, con cacao e sfumato con Cointreau, rucola fresca, noci, scaglie, melanzane grigliate, spolverate di paprika, fonduta di podolico, che è un formaggio, e un pizzico di peperoncino. Allora, secondo me, se vi fate sto panino alla cena di San Valentino, il post mi sa che ve lo scordate. Che salta. Perché la vedo pesantuzzo questa. Addirittura. Non so. Proprio no? No. No, Non no. è da noi. Proviamo a vedere. No. Cristiano, no. Direi di no. Allora, vediamo che Molto cosa è più pesante. leggero, giusto per stare sempre in tema, sto qua mi sembra pesante. Soprattutto perché bisogna abolire il post, non lo vogliamo. Anche noi che... insomma, questo è da dire. Diciamo che il più post, che altro. il post dovrebbe essere forse il pre. Il pre sarà anche, ma il post. Guardate questo, tra l'altro estremamente coreografico, veleno d'amore. Attenzione, attenzione, attenzione. Il fungo tossico riprodotto con ripieno di cannoncini di parmigiana colpisce il cuore dei tradizionalisti con la ricetta di Antonio Esposito. Alla parmigiana rivisitata si aggiunge l'elemento inaspettato dello zucchero a velo da flambare con fiamma al tavolo. Lo votiamo? No, No. per noi no. No, niente, allora, insomma, carina sta cosa della classifica, però mi sembra di capire che assolutamente non ci siamo. Sono tradizionali, no, altri proprio Con tremendi. cosa festeggerebbe? Cioè, con che tipo di cena vorrebbe festeggiare? San Valentino? Aglio e olio, peperoncino intanto. Ah, giusto per mangiarlo tutti e due, però. Tutti e due, se no. No, per me no. No, lei no, mi sì. E se capita da mangiare a pizza, io a pizza e misto un piatto qua, e se no sciosi per esempio. Ah, tutta roba, insomma, tranquilla, leggera. Esatto. Vedo un po' No, di Le cene zappa. tradizionali per me vanno sempre bene. Mi faccia un menù al volo, dai, per San Valentino. Per me un primo un risottino, un secondo con una grigliata, con torni vari, la torta, un bel digestivo e basta, e dopo una bella serata finita bene a casa, magari nella camera da letto anche. Molto bene. Direi che è ricorrente. Finché Dio ti manda salute. Mi contenteria poi da avvisata per esempio. Qua c'è un po'. Buongiorno. Qua c'è un po' un problema, perché mi sembra che le aspettative per il post sono molto sentite dalla Carla. Vincenzo insomma, sta sviando un attimo sull'aspetto culinario. Sì. Senti Cristiano, ma in questi 17 anni, anche se tu insomma, hai mai ricevuto dei regali, delle attenzioni in occasione di San Valentino, magari anche poco graditi? No, no. Assolutamente no. No, non mi sembra di ricordare. Follie fatte da... No, follia no. Qualche bravata sì, però follia no. Da parte tua o da parte... No, da parte mia no. Da parte di qualche amica, sì. Ne possiamo una raccontabile a qu'ora? No, a quest'ora non è raccontabile. Niente, quindi per bravate abbiamo capito che nella tua testa si intende qualcosa di completamente diverso. Mi sembra che qualcun altro sia in onda con noi, pronto? Pronto? Buongiorno, chi parla? Buongiorno, sono Michela, parlo da Annone Veneto. Buongiorno Michela. Io volevo dare una provocazione per il San Valentino di oggi. Visto che oggi è San Valentino e coincide con il primo giorno di Quaresima, io consiglierei polenta renga alla veneta, polenta renga, e altrimenti un bel tiramisù fatto con crosticine di polenta e panna friulana. Grazie. Allora, grazie. Ma lei lo festeggia stasera? No. No.
non se ne parla. Ok, grazie. Beh, intanto stanno venendo fuori e alle Baleari com'è con San Valentino? Sai niente? Uguale, sì, uguale come sentito, Spagna? Assolutamente sì. Io poche volte vado in questa data appunto a Formentera perché è prettamente turistica estiva e quindi d'inverno appunto non ci vado. Mi è capitato una volta e come in Italia, insomma, cene piuttosto che ristoranti, chi appunto sono in coppia vanno in coppia e chi è singolo aveva il piacere di trovare delle occasioni per festeggiare. Esatto, tra amici. Allora noi ci lasciamo un attimo e diamo la linea alla regia. Allora, continuiamo a parlare di questa ricorrenza di oggi che è insomma, per il calendario la giornata degli innamorati, San Valentino, sì, mi piacerebbe continuare a sentire anche dalle telefonate che cosa fate oggi, e se festeggiate, se non sentite, ma secondo voi ha perso un po' il fascino questa festa oppure, quindi si è lasciata andare, come diceva prima anche un telespettatore che ha chiamato, all'aspetto consumistico o comunque rimane l'occasione per ricordare Io credo che cerchino di più l'aspetto esterno, diciamo, perché l'amore che c'è, che festeggiamo oggi, una volta lo sentivamo diversamente da oggi, secondo me. Adesso si va fuori, si vuole l'anello prezioso, si vuole tutta l'estetica bella, e invece prima di tutto bisognerebbe volersi tanto bene, non quel giorno là solo. E dopo la cosa più importante è che l'amore duri, perché non dura perché hai l'anello addosso, deve durare in tutte le occasioni della vita, quando c'è da ridere, anche quando c'è da piangere. Insomma sono anche le prove più importanti. Sono le cose più profonde che si deve cercare di coltivare, che poi a festeggiare San Valentino sia bello, coronare, come si dice, pietrificare un po' le nostre qualità di volersi bene, questo io credo che sia più importante. Senta Vincenzo, il regalo che avrebbe voluto fare a Carla e che non è mai riuscito a fare, chissà per quale motivo? Quello che ho sempre pensato io ho fatto. Prima di sposarmi, il giorno di San Valentino vi regalo la lavatrice. Così per mettere le cose in chiaro. Sato perché? Perché loro erano in tanti e mi avevo bisogno perché mi ero cavato a casa. E ora l'è andata così a casa sua, per dire della monata. Ha gradito quel regalo, Carla? Le racconto quando mi ha gradito il regalo della... Certo, quando mi ha fatto l'anello di fidanzamento. È venuto in casa, mi ricordo che era freddo, eravamo in una cucina molto calda, piccolina, io e lui, e viene là e mi butta così addosso una carta. Ho detto, ma cosa mi butti addosso, maleducato? E lui mi ha detto, ma perché lo butti via? E io lo riprendo, era un pezzo di giornale incartato, dentro c'era la scatoletta. Perché qua c'è, diciamo, allora Cristiano, noi maschietti no, non era facciamo fatica a fare sti gesti, allora cerchiamo di sdrammatizzare mettendoci un po' di... Hai mai regalato questo me lo ricordo. Sì, ho regalato 2 anelli alla mia prima fidanzata e alla seconda. Niente di impegnativo. Come è stata la consegna quella volta? L'hai lanciato della carta di giornale o fatto qualcosa di... molto semplice, adesso mi sfugge, ti dico la verità, non me la ricordo, però è stato carino sia con la prima ragazza che con la seconda. Beh, era stato un passo importante per te fare questa cosa? Sì e no, non lo vedevo come gesto simbolico come lo potevano vedere i genitori o i nonni, nel senso che all'epoca credo un anello abbia avuto un'importanza unica, nel senso che era fidanzamento e quindi quasi un chiedere la donna in matrimonio. E invece no, era solo un pensierino, una cosa un po' più intima rispetto al qualsiasi cosa che potrebbe essere una giacca, una maglia, un pantalone. Allora adesso vi faccio vedere una cosa, perché su internet si trova veramente di tutto. Negli Stati Uniti hanno sta mania di fare delle cartoline per mandare dei messaggi, no? Adesso abbiamo una carrellata delle 10 cartoline di San Valentino sincere come non mai, l'abbiamo tratta da Wired, che è un sito. Allora, se agevoliamo
queste le hanno proprio pubblicate. Allora, questa è una frase in inglese che in italiano significa ti amo più di quanto io odi i tuoi peti. Cioè, questi sono gli americani, questa l'hanno stampata e l'hanno venduta. Poi, tutto iniziò con non con un bacio, ma con un'occhiata goffa e leggermente sbronza attraverso il locale. Ovviamente, insomma, questo è tante storie d'amore, diciamo, partono grazie all'alcol, e penso che Cristiano magari qualche coppia l'abbia anche fatta scaturire. Le ho fatte conoscere un po', sicuramente. Ma poi vengono a trovarti dopo essersi sposati? Sì. Ah sì? Ti è capitato? Assolutamente sì. Ne leggo un'altra, tu sei la cosa migliore della mia vita a parte il vino, e qua rimaniamo sempre in tema. Vincenzo, vedo sorridere, Carla, insomma, No, che rapporto abbiamo col vino? Mi Si piace il vino normale, ma non ha mai fatto eccessi. Questa non mi piace, andiamo avanti. Qua negli Stati Uniti ci sono tanti ispanici, quindi ti amo più dei tacos, se fossimo a Formentera ti amo più delle tapas. E va bene, poi l'ultima. Sei una piccola fetta di paradiso per l'amore che c'è verso la pizza. Insomma, come vedete, ci sono tante stranezze che riguardano questa ricorrenza in giro per il mondo. Tra l'altro, volevo anche raccontarvi questa, che in Scozia, se siete single e prevedete di trascorrere un San Valentino in solitudine, cambiate i vostri piani. Infatti qui la prima persona del sesso opposto che si incontra per strada è destinato a essere il vostro Valentino per tutto il giorno. Si tratta comunque di una tradizione puramente simbolica, quindi no ai regali, alle cene, a lume di candela, a meno che non scocchi la scintilla. L'anno prossimo un giro di coppia. Una roba che non te l'ho mai sentito. Come vedete, insomma, tradizioni ce ne sono veramente tante. Allora, torniamo un attimo alle Baleari e a Formentera, che rimane un luogo... Siete mai stati a Formentera? No. Baleari? Io sono stata a Tenerife, giù di là con la Lilli, con mia figlia. È andata con Lilli lei? Una settimana, sì. Per scampare un po' da casa. Dal clima di casa, dopo è andato tutto bene. È andato tutto bene. Ho visto che a casa si stava meglio. Perché in un luogo come Formentera nascono tante coppie, secondo te? Allora, secondo me, e non so se è un bene o un male, spero di non dire cose delicate, perché in vacanza si stacca completamente la spina e quindi si è quello che in realtà si vuole essere, e lì la cosa è preoccupante per chi rimane a casa. è in coppia e chi rimane a casa, sì. Perché senza fare nomi, senza fare esempio, io vivo delle storie tutte le settimane, tutti i giorni, tutti i mesi, di ragazze e di ragazzi che vengono là a Formentera, e non perché Formentera, anche se credo che Formentera per diversi motivi sia magica per diverse cose. Credo che ci sia una sorta di staccare la spina, di staccare la corrente. Si perdono tutta una serie magari di pregiudizi o atteggiamenti o cose sì, che ci permettono. E lo vedo preoccupante, nel senso che la domanda mia è a casa? La vera persona qual è? Quella che è in vacanza o quella che è a casa? Quindi io dico, da single, se tu a Formentera, se io conosco una ragazza, conosco un ragazzo, perché non è questione di sessi, conosco un ragazzo che si diverte tantissimo, conosce, e poi a casa è segregato dentro le mura, è una mummia, ed è completamente un'altra persona, lungi da me dal pensare che stia assieme a una donna, a una moglie, perché ci sono degli stereotipi, perché ci sono delle leggi buttate dentro da genitori e nonni, quindi sono preoccupato e mi metto nei panni di loro, perché secondo me è qualcosa che non va. Non offendere nessuno, ma sono coppie tristi. No, assolutamente. Quanto è importante essere se stessi nella vita di coppia? Tutto, credo. Tutto. Perché si può fingere alle volte, si può mascherare, ma alla fine bisogna sempre che tu dica quello che sei, quello che hai dentro, Certo. Per andare avanti bene. Certo. Allora, noi dovremmo metterci in contatto telefonico con uno chef che è un amico
e vorrei un segnale dalla regia nel momento in cui siamo in linea con lui, perché insomma voi ci avete dato delle indicazioni, però mi farebbe piacere. Non risponde, ok, allora quando sarà in onda me lo dite, perché volevamo darvi ovviamente dei suggerimenti sul menù di stasera. Allora tornerei appunto al concetto di essere se stessi, perché poi succede che si va in vacanza e quando si è veramente se stessi magari scocca la scintilla molto più facilmente con qualcuno che troviamo là e magari non ci siamo resi conto che il tesoro era a casa. È vero, È vero. Quindi insomma in questo momento diamo anche dei consigli, no? Tu sei sempre te stesso che in questi 17... Assolutamente sì, ed è una mia pecca 100%. Io non sono un ragazzo facile sicuramente, un uomo forse, non lo so, forse un ragazzino ancora, importante la testa, credo che l'età e la carta d'identità. Sì, credo che una donna, per quanto poco, sia, credo, affascinata tanto quanto impaurita di una persona come me, nel senso che non ho peli sulla lingua, non ho mezze misure, non ho grilli per la testa strani, mi sento un bambino veramente di 3 anni che ha fame mangia, ha sete beve, ha sonno dorme, e quello non si può dire, però io sto bene così e ripeto, non voglio cambiare il mio essere per nessuna donna, a meno che domani, dopodomani non incontri quella persona che stimola il tutto e quindi non vedo una rinuncia, non vedo uno smussare un angolo, non vedo un ingranaggio saltato, perché credo nell'amore, magari domani, dopodomani, non lo so quando, però oggi come oggi io sto bene così, tra le mie mura sto bene, chi viene a casa mia resta il giusto, perché noi... Ma mai dire mai, però... Mai dire mai, assolutamente, mai signora, dire io mai. sono aperto a tutto, nel senso che se domani conosco una persona che mi fa battere il cuore... Fammi sentire il consiglio di Vincenzo, che è arrivato a 51 anni abbondanti di matrimonio, per poter, perché giustamente Cristiano diceva io ho i miei spazi, ho le mie abitudini, è ancora giovane, una persona deve entrare in punta dei piedi, rispettare le mie cose e stare il tempo giusto. È giusto quel che dice, però gli anni che conta. Sono gli anni, sì, quindi claro. insomma dopo un po'... Sembra impossibile. Non si fermano alla tua età, cammini e hai... No, io credo diverse. che le generazioni abbiano aiutato e siano cambiate, nel senso che i genitori miei, i nonni avevano degli altri valori. Oggi come oggi, è triste dirlo, però fai un litigio con la tua fidanzata o con il tuo fidanzato, per come la vedo io, è facile che ci si lasci solamente perché non si va d'accordo su certe cose. Bisogna avere c'è un grado di tolleranza forse inferiore. Siamo al telefono con Tino o con un nostro telespettatore? Telespettatore. Ok, pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, chi parla? Sono Samantha Presiano. Ciao Samantha, oggi festeggi? Sì, oggi festeggio con... io da un anno che sono sposata. Complimenti. Senti, ma ti è già arrivato un pensiero oggi o arriverà stasera? No, mi è arrivata una bella poesia che stamattina mi sono messa anche a piangere. Addirittura, ce la leggi? È lunga? No, è corta. Ce la leggi? L'amore è una cosa molto grande e anche molto importante. Grazie al quale si può costruire un rapporto e fare una famiglia. Senza l'amore non si può vivere. Quando uno ama e vede tutto positivo, fa brillare gli occhi e può essere anche amicizia, che vuol dire condividere le cose insieme. Farsi un regalo a vicenda e dirsi con il cuore che ci si vuole bene. Vuol dire anche sentirsi al telefono, condividersi e fidarsi. E soprattutto fidarsi di quello che si dice. L'amore richiede di rispettare l'uno con l'altro. Bene, allora se vuoi fare un saluto a tuo marito, insomma lo puoi anche fare, e ti ringraziamo per la telefonata. Complimenti. Grazie. Salutiamo il marito? No? Sì? No, non c'è il marito per lavorare. Sì, no, se vuoi mandare un saluto, visto che sei in diretta... No. Dirgli che ti voglio tanto bene e spero che duri 50 anni.
Ecco. Sì, dico dai 50 anni, visto che sta arrivando il primo bambino che... Complimenti, congratulazioni. Grazie Samantha, buona giornata, grazie. Io mi interrompo per qualche istante, a dopo. Ed eccoci, allora continuiamo questa puntata dedicata all'amore a San Valentino, o sì. Allora, il nostro amico Cristiano che è qui con noi oggi, che è single da 17 anni, tu sappi una cosa, che se tu fossi in Germania, ci sarebbe la tradizione, dovresti andare in giro con un maialino. Perché la tradizione dice che questi animali sono visti come veri portafortuna e si dice che attirino le relazioni sessuali. Molto bene. I maialini sono onnipresenti nel cartolino e gadget di San Valentino, spesso accompagnati da un altro simbolo portafortuna molto più vicino alla nostra tradizione, che è il quadrifoglio. Molto bene. Avete voi un simbolo del vostro amore, un vostro portafortuna che condividete? No. Guarda, sono ripetitoso, non so come far dirti, ma mi lavorare. Ma no, sai tu perché? Perché quel che fai non fa più nessuno. Certo. Lui si è buoni più. Ma delle cose che faceva lei, ha mai fatto qualcosa per Carla? Del lavoro tutto, casa mia. La casa è tutta bella decorata, sì. Casa sì, però insomma dopo poco tempo anche a star a casa, poco tempo perché domani devo andare là, domani devo andare più in là, è così. In pensione. Ma adesso che è in pensione com'è stato il cambiamento? È stato duro? Forte per me, star a casa con... Anche per lei Carla Ho immagino. dovuto andare via una settimana io, il primo anno. Per andare in vacanza. Per quello sono andata a Tenerife di là a fare un po' di vacanze. Perché È difficile trovarsi dopo tanto tempo, anche se tu in casa ti parli di 4 parole, però quando si casa 10-20 anni insieme le da morire. Dopo Perché non ti fa niente da fare, insomma qui trovo così, no? Perché ti sei insieme. Certo, ma lei adesso nel tempo libero cosa fa? Poco, no, vado a lavorare in Cisa, qualcosa di storto. Ritocca qualcosa qua e là, ma anche perché non può permettersi per le burocrazie che ci sono. Far nomi non va bene, però mi chiama ancora adesso. Si fermi lì. Carla, lei invece i suoi hobby quali sono? Io sono sempre stata nell'abbigliamento, lavoro molto, mi piace molto ricamare, lavorare a ferri, lavorare a maglie, faccio tutto, tende, tovaglie, tutte quelle cose là, tutte fatte a mano. Ancora, vedete che voi siete affini, ancora perché oggi, insomma se lei ha questa cosa e Vincenzo ha la cosa c'è un'affinità forte. Sì, la manualità soprattutto di tutti e due, io in un'arte, lui in un'altra, ma là ci accordiamo. Cristiano, e i singoli invece, i momenti, il tempo libero, come lo passa? Allora, io ho sempre avuto la passione del calcio che continuo a praticare. Gioco con una squadra amatoriale da tantissimi anni. Che salutiamo. Ciao ragazzi. Bene. Che si chiama? Amatori San Giorgio Chirignago. Ok. E niente, e poi ho la passione della salsa, della musica latina in generale. La ballo da tantissimi anni, non ho fatto corsi, non ho fatto niente, quindi non sono un professionista, sono autodidatta, però mi piace molto. Vengo da una serata appunto latina, ieri sera sono stato in un locale là vicino alle mie zone e bello, mi piace. Ma la trova sicuro l'amorosa allora? Ma calma qua, Carla, non abbiamo detto che Cristiano, come dire, è un eremita che vive in una grotta, cioè probabilmente insomma è più sulla questione le occasioni non mancano sicuramente, soprattutto in queste situazioni, perché appunto il ballo latino nella salsa, nella bachata, nella kizomba è un ballo sensuale, comunque molto appiccicati, perciò le occasioni non mancano. Detto questo, bisogna anche andare avanti con i discorsi, nel senso che non basta ballare con una. Voi ballate? Sì, abbiamo Qual è il vostro ballo? Qual è? Valzer, mazurka e tango. Abbiamo preso delle coppe, ne abbiamo fatta di strada, ma bravi, in 52 anni. No, guarda che allora, adesso vi faccio vedere questa cosa, ne ho trovate abbastanza incredibili. Sono i 10 regali più brutti, sempre secondo Wired, più brutti. I 10 regali più brutti per San Valentino. Allora, il primo, mutande commestibili di carne secca. Bruttissime. Poi, scriverti frasi d'amore sulla macchina facendolo
apparire l'amato un autentico cretino. Questo è un brutto regalo e effettivamente non è il massimo quando si va in giro con la propria macchina. No. Fiori di bacon. Oddio. Lei ha mai ricevuto dei fiori di bacon? No, no, No. spero non riceverne neanche mai. Ho scritto Tamo sulla sabbia con la cacca del cane, questa veramente è drammatica. Certo. Abbraccia l'amato e fa partire un messaggio registrato, cioè questo è un gadget appunto che dovrebbe abbracciare la persona quando non è con l'amato e penso si possa registrare la propria voce. No, capite che la fantasia veramente non ha limiti anche in negativo. Organizzare il funerale negli USA si può. Addirittura. Cioè, siamo al peggio del peggio, il mio amore per te è come la diarrea, non posso trattenerlo, direi che... Una roba tremenda. E poi vabbè, il puliscilingua è un modo carino per fargli notare il suo alito fetido. Ecco, Questi ve li lascio da parte e questo incredibile, mutanda doppia per dirgli che non vi lascerete mai. Ah, carina questa. Sarebbe interessante vedere come le si Io amo indossa. Gogliardi, che bella questa. Allora, se non abbiamo ancora raggiunto il nostro chef, potremmo forse essere in procinto di parlare con una fiorista. Dalla regia adesso attendiamo il segnale. Sì, c'è, pronto? Sì, eccoci, buongiorno. Monica, buongiorno, come va? Impegnata Buongiorno, oggi? buongiorno, bene, sì. E auguri a tutti gli innamorati. Grazie. Senti, allora Monica, come sta andando la giornata? Lei lavora al Bar del Garden, per cui insomma di fiori penso ne stiate vendendo parecchi? Sì, per fortuna, anzi, questi mariti dimostrano di essere molto affezionati alle loro mogli, alle loro compagne. Senta, allora partiamo sulla tendenza di quest'anno. Che cosa stanno regalando? Perché di solito sono gli uomini, no, che fanno questo tipo di regalo. Sì, la maggioranza sono gli uomini, però per fortuna non mancano anche le donne, che regalano, anzi, la tendenza è regalare anche un fiore all'uomo, al marito. Ah, bene, insomma, c'è... Questo si sottovaluta, sì, è molto apprezzato. Comunque qual è il fiore più venduto quest'anno? O se Allora, ci sono sicuramente la rosa rossa, perché a San Valentino la rosa rossa non tramonta mai, rimarrà sempre la regina, e poi... sempre la rosa è il simbolo di amore. E poi ci sono altre novità? Sì, allora, magari il modo di proporla la rosa, invece del solito mazzo di fiori, il mazzo classico, stiamo proponendo quest'anno dei flower box, che sono dei contenitori di cartoncino grezzo, visto anche le tendenze di cercare sempre di più di usare materiali naturali nel rispetto dell'ambiente. Certo. E sono anche molto apprezzati. Senta, e invece, non so, in questi anni o anche oggi ci sono state situazioni eclatanti per, non so, quantità di fiori regalati o magari anche rifiuti nel momento in cui il fiorista arrivava, cioè la consegna arrivava a casa dell'amata e però non c'era reciprocità? No dai, per fortuna no. Diciamo che per fortuna abbiamo più richieste, cioè di assistere scene o frasi dette da mariti che dimostrano ancora affetto per le loro donne. Magari più scene più di cattivo gusto. Tipo? Coppia di clienti ci hanno commissionato un mazzo di fiori da consegnare scrivendo per un felice divorzio. Ecco, questo è stato proprio di cattivo gusto. Andiamo proprio. Allora, le do questa indicazione, la do anche ai nostri telespettatori, che in Thailandia la quantità di fiori ha un significato preciso, perché allora, una rosa indica la sola e unica, 11 rose la preferita, 99 rose per sempre, mentre 108 rose indicano una vera proposta di matrimonio. Siete mai stati testimoni di proposte di matrimonio fatte con i fiori, Monica? No, in effetti stavo pensando in questo momento che diceva 108 rose, che speriamo vengano anche da noi a chiederle. Diciamo che abbiamo il più grande, ci hanno chiesto 50 rose per i 50 anni di matrimonio, che è stato veramente un bellissimo mazzo da preparare e da regalare. Bene. Bene Monica, allora la ringraziamo, le auguriamo un buon lavoro, perché mi auguro per lei insomma, che non sia finita qui la giornata, ma che continui fino a tardi. Aspettiamo i nostri clienti. Benissimo, grazie ancora e buona giornata.
Buona giornata, e nel frattempo vedo che la regia mi richiede la linea e io ovviamente gliela passo volentieri. Eccoci nell'ultima parte di questa ore 13, chiudendo la parentesi sui fiori, dovete sapere che c'è anche chi ha lanciato un'iniziativa molto particolare che si chiama Fiori Marci. Praticamente per chi ha fatto soffrire è una sorta di vendetta con ironia. È stata lanciata da un ex avvocato che è anche fiorista romana, e quindi invia bouquet con fiori appassiti e puzzolenti al partner traditore, insomma, che in passato appunto ha fatto soffrire. Allora, chi invece penso non voglia soffrire sono Cristiano e coloro che sono single, soprattutto nel momento in cui cercano delle feste, tra virgolette, le hanno chiamate anti-San Valentino o festa dei single. Io chiamerei qui con me l'amico Roberto Sartor. Grande Roberto, grazie. Un augurio a tutti i telespettatori e anche agli innamorati qui presenti, insomma. E io ho ascoltato la conversazione, inviterei Cristiano a partecipare a qualche mio evento per trovare la fidanzata, anche perché nel corso dei eventi che ho organizzato nella mia carriera lavorativa ho fatto sposare 3 persone. Addirittura 3? Sono ancora sposati? Sono ancora sposati, sono stato anche invitato ai vari matrimoni, quindi non si sa mai che il futuro possa riservarti delle sorprese. Ecco. E accetto volentieri. Allora Roberto appunto è un PR che lavora e organizza eventi sui locali, su location particolari eccetera, e sabato o domenica? Domenica. Domenica tu organizzi la festa dei single? Sì, è la nostra 4ª edizione che organizziamo al Supersonic a San Biagio di Callalta, al Limone Aperitivo Arrogante. Noi la chiamiamo 100% single, stile di vita o sfortuna? Questo è un quesito che noi poniamo e intervisteremo la gente per capire se effettivamente da quale delle parti è. Ecco. Senti, ma tu dicevi prima che diciamo, hai fatto incontrare 3 coppie che poi sono sposate, ma da queste feste è mai emerso qualcosa di duraturo? Ma parli di me personalmente? No, se tu a queste feste sono mai poi uscite magari coppie? Sì, ma certamente, comunque i locali da ballo comunque sono dei punti di incontro e quindi comunque luoghi di aggregazione che diciamo purtroppo con i social che ci sono adesso, Facebook eccetera, si va un po' a perdere quello che è il corteggiamento, quello che è la socializzazione tra le persone, insomma. E quindi... Beh, Cristiano, io penso che comunque un altro luogo molto social sia il bar. Assolutamente. Visto che tu ci lavori, assolutamente diciamo che lì fosse appoggiato al telefonino. Io ho avuto il piacere di conoscere tantissime ragazze e tantissime appunto riguardando Formentera al bancone dei vari locali dove ho lavorato, perché ne ho cambiati 3-4 e ultimamente sono in un ristorante e mi occupo più della sala, della gestione sala, quindi un po' meno mi occupo più del beverage, scusate, delle bibite, però anche al tavolo si riesce comunque a chiacchierare e perché no, a soddisfare anche le proprie esigenze. Bene, allora Roberto, noi ti ringraziamo. Grazie mille, grazie a voi. Se qualcuno volesse trovare delle indicazioni su come funziona questa festa? Sulla pagina Limone Arrogante trova tutte le informazioni attinenti alla nostra 4ª edizione dei single, sempre più acclamata. Senti, tu sei single o accompagnato? Io sono single, anch'io per scelta. Vabbè, ecco, per scelta, quindi, per il momento, però non si sa mai che approfitterai della festa? Sì, no, magari qualche telespettatrice mi vede e magari mi fa una proposta. Facciamo che ore 13, boom! Al costo molto meglio di Tinder ore 13, bene, per chissà cos'è, capite di cosa stiamo parlando. Grazie Roberto. Grazie mille. Grazie. Allora, invece di contraltare la festa dei single, vi leggo questa frase che c'è una telespettatrice che ci ha scritto su Facebook, e vi invito tra l'altro, pagina Antena 3, potete commentare anche lì quella che è la puntata di oggi. Lei dice che ha ragione la signora, San Valentino bisogna viverlo sempre con chi si ama, non dimentichiamoci però dei poveri Valentino e Valentina che festeggiano l'onomastico. Quindi insomma facciamo gli auguri anche di Valentino e Valentina che sono assolutamente tanti.
Anche se penso che tra i due sia più diffuso Valentina, non so. Sì, io ho una nipote alla quale porgo i miei più cari auguri. Benissimo. Valentina. Che poi, per gli amanti delle due ruote, tra l'altro Valentino è anche Sì. insomma, un nome che dà sicuramente tantissima emozione. Allora, dicevamo, prima lei l'ha buttata, però mi sembra che Vincenzo non l'abbia molto colta. Questa cosa di andare a cena stasera... C'è da andarlo, mi Non sarebbe dice mai di no, propenso. ma organizzo sempre io. Vabbè, Devo finché paga organizzarsi. lui, va, cioè a questo punto. Qui è sicuro. Come dire, diciamo che magari lo sforzo Sì. sul management può Sì. anche starci. Ok. Allora, ufficiale? Penso di sì. Bene. Passiamo a prendere 2 fioretti. Anche? Non vorrei esagerare, prendermi delle... Sì, va sì, bene. 2 proprio, bastano. Beh, insomma, Sì, Sì, va bene. facciamo. Senti Simone, Sì, Cristiano? assolutamente. Dopo riferisco. Domani chiamo la signora e voglio Riferisco. sapere Ok. carta accanto. Vabbè, allora, sui regali, abbiamo accennato alla lavatrice, un altro regalo che le è stato fatto in questi 51 anni? Ma Beh, durante gli anni sempre. tanti sempre, non Non una roba diciamo, grande, ma... eccezionali, ma sempre il Ma pensiero. come anche una macchina è rotta di un giorno in altra? Mi pensa che sia un gran regalo di volte. Sua Ma vita anche- le questa, però ragazzi, Le cose personali, al compleanno, alle feste, a Natale. sempre da ricordarsi sempre bene, insomma, dopo la parolita in più anche sempre, però no, di non Nei mai... limiti del nostro potenziale. No, perché io è sempre andata al mare, per esempio, qui tu te in montagna e mi lavorare, ma no perché? Perché non sono andare là, Non mi è sotto l'ombra portato, d'ondore, non sono andare. Io penso che di questa puntata la cosa che assolutamente tutti ci porteremo a casa è che lei è sempre stato un grande lavoratore. Sì, sì. No, vale. A me dispiace anche a dirlo, mi dice che Bogu che la fa le ferie. Eppure non sono andare a Ma è una farle. persona alla fine deve fare quello che si sente, quello che le fa stare Sì, bene. voglio dire, non è che mi voglio essere il meglio perché vado a lavorare. Al peggio sarò, perché lei così. Sentite, prima avevamo accennato a come diciamo che le generazioni nuove, insomma, o semi-nuove, con usato tagliandato, facciano fatica a mantenere i rapporti lunghi, i rapporti amorosi, eccetera. Però alla fine io non ho sentito bene il vostro parere da questo punto di vista. Io sono contenta di aver, come si dice, di aver tirato avanti per Di avere tutti un percorso così lungo. mi dispiace vedere tutte queste famiglie che fanno festa per il matrimonio, dopo un anno uno va di qua, uno va di là, uno piange, uno fa i corni, queste cose non mi piacciono. Penso che ci voglia un po' di tolleranza e di amore, soprattutto perché bisogna amare anche i difetti del tuo partner. Pian pianino ci si riesce, abbiamo fatto fatica anche noi, abbiamo fatto i nostri alti e bassi, però alla fine in due ci si ritrova meglio. Non è che a cambiare a volte dicono ma qua ma là, no. Io spero che ormai non lo facciamo più perché non ci possiamo più permettere di divorziare. Beh, insomma, Ma sono contenta. non usciamo da questa trasmissione questo messaggio, sono state sedie così belli, per carità. Siamo contenti. In chiusura, in 2 parole, cosa farai stasera, Cristiano? Allora, questa sera ho una partita di calcetto 7:30, 8:30 con i ragazzi Venice Lion che conosco, scusate, che saluto, e poi faremo una pizzata tutti assieme, che ovviamente sono quasi tutti single, perché appunto dicevamo, in chat dicevamo che ci sono parecchi problemi per chi giustamente deve festeggiare con la propria compagna o moglie. E niente, si giocava anche per capire se stessero a casa volentieri o obbligati. Bene, allora signori, grazie, siete stati gentilissimi a venire qui oggi in Grazie a voi, trasmissione, grazie a perché voi. insomma è una cosa particolare. Grazie a tutti coloro che ci hanno seguito, spero che sia stata un'ora piacevole in compagnia dei miei ospiti oggi. Grazie, ciao a tutti. Ciao.